A 76 anni dall'eccidio del Grappa, la città di Bassano ricorderà i martiri di quelle drammatiche giornate del 1944, culminate nella giornata del 26 settembre. È un momento determinante della storia della nostra città. Quest'anno le celebrazioni, le commemorazioni avverranno con due momenti particolari. Il primo è legato alla recente scomparsa di Pietro Piotto e pochi giorni prima del suo decesso aveva registrato un'intervista in cui aveva molto vigore e un'estrema lucidità, che si è rivelata poi essere di fatto il suo testamento, e da questa intervista lunga un'ora e mezza è stato estratto un filmato che verrà trasmesso in occasione appunto della celebrazione, e quindi Pietro Piotto continuerà ad essere presente a questo appuntamento importante della città, anche se con una nuova modalità. Il programma prevede il corteo in Viale dei Martiri dalle 9:15, la deposizione delle corone d'alloro, la Santa Messa e i discorsi ufficiali al Teatro Tito Gobbi, quest'anno con ospiti speciali. Per la prima volta i ragazzi saranno parte attiva nel calendario di questo evento, quindi rendere partecipi anche i giovani di questa storia, di questo momento della nostra città che comincia ad essere abbastanza risalente nel tempo.